Video un po' diverso oggi perché passiamo, oltre a parlare del calcio, perché comunque ha a che fare col calcio, col Cagliari, ma tratta anche un argomento che è, diciamo, spostato dagli affari calcistici. E cioè, in questo commento qualche settimana fa, mi avevate chiesto di verificare una eventuale correlazione tra ehm, Fluorsid, Cagliari e territorio. Eh, in base a che cosa? In base a se ci fossero delle analogie con quanto fatto dalla Bayer, dall'azienda Bayer, all'Leverkusen con l'utilizzo, quando scoppiò ovviamente lo scandalo riguardante l'utilizzo di pesticidi e quindi del glifosato nella zona di Leverkusen, utilizzando poi il calcio e quindi soddisfando la piazza con investimenti ingenti nella società calcistica per, diciamo, insabbiare quanto stesse avvenendo sul territorio. Quindi io ho fatto un po' di ricerche. Perché? Perché nel 2017 dovete sapere che, forse qualcuno se lo ricorderà sicuramente, io non mi ricordo particolarmente della questione, forse perché lavoravo in ristorante e passavo più tempo lì che davanti alla TV sicuramente. Successe che cosa? Che praticamente il 9 maggio del 2017, a seguito di alcuni esposti, partì un'indagine già nel 2015, però nel 2017 vennero contestati alla Fluorsid diverse attività non legali. Per essere più precisi, perché io ho qui i punti che sono stati contestati al 9 maggio del 2017, elenco e quoto: 1. Una grave contaminazione dell'aria per effetto della dispersione delle polveri nocive altamente concentrate provenienti dallo stabilimento Fluorsid dal cantiere di Terrasili. 2. Una grave contaminazione del suolo, ascrivibile anzitutto alla diffusione delle polveri e dimostrata dalle analisi dei campioni di suolo e di vegetali di specie pabulari prelevati da aree prossime allo stabilimento. 3. Contaminazione delle falde acquifere di metalli pesanti e composti inorganici, solfati, fluoruri e allumina idrata. Poi 4. Contaminazione da fluoro degli allevamenti a Macchiareddu. In particolare è acclarato che alcuni capi ovini allevati a Macchiareddu in zone raggiunte dalle polveri emesse da Fluorsid è interessata a illeciti sversamenti di rifiuti analoghi a quelli di cui si è fin qui parlato, avevano contratto la fluorosi, una grave malattia che poi vediamo. La fluorosi praticamente fa spuntare denti, comunque malformazioni a livello osseo e a livello dentale dei capi di bestiame in questo caso. Ma non solo. Punto 5. Le persone abitanti le zone periferiche dell'abitato di Assemini lamentavano che, specie quando spirava il vento, le polveri si infilavano in casa anche attraverso gli infissi, creando dappertutto una densa patina biancastra. Tutti avevano lamentato bruciori agli occhi e alle vie respiratorie, avevano riferito dell'odore acre e acido delle polveri. Alcuni avevano notato effetti nocivi sui figli minori e altri li avevano paventati. 6. L'interramento e sversamento di rifiuti pericolosi quali fluorsilicati, fanghi acidi, amianto, oli, rifiuti di varia natura, nonché la lavorazione all'aperto di sostanze velenose e l'ingestione come la criolite, lo sversamento di cloruro hanno certamente determinato una contaminazione delle matrici ambientali in misura che va ancora esattamente quantificata, ma che è in atto ed è grave come dimostrato dalle patologie suddescritte e dalla pressoché totale scomparsa della vegetazione nelle aree adibite a discarica. 7. Ultimo punto. Da ultimo va ricordato che lo sversamento di fanghi acidi nella laguna di Santa Gilla è un fatto che si è accertato, reiterato e non occasionale. Questi sono i, diciamo, 7 punti che vengono contestati nel 2017 alla Fluorsid. Quindi cosa succede? Esattamente quanto? Una settimana dopo, esatta. Una settimana dopo avviene l'arresto di un bel paio di persone. Sono riuscito a ritrovare il servizio sul sito dell'Unione Sarda, ovviamente, ve lo faccio vedere velocemente.
Ho raccolto vari clip in realtà sull'andamento della questione perché mi trovavo un po' male a raccontarvela tutta, perché siccome non sono un grande esperto di burocrazia ambientale eccetera, ho provato a farmi un'idea, ma la quantità di informazioni sono talmente tante. Io ho preso questi servizi dell'Unione Sarda, quindi penso siano andati in onda su Videolina tutti quanti, e ve li faccio vedere uno dietro l'altro, così che ho provato a metterveli un po' in ordine cronologico, in modo che ci sia una linea temporale da seguire sulla successione dei fatti. Vi lascio anche o comunque la data in cui sono andati in onda questi servizi, che adesso vi farò scorrere. Sono circa 6-7 servizi da circa un minuto, quindi se avete 5-6 minuti di pazienza guardateveli e poi dopo commentiamo insieme un po' quello che succede. Niente, quindi vi lascio andare il video. Valori dei metalli pesanti presenti nelle falde acquifere che superano fino a 3.000 volte i limiti di legge, pericolose emissioni di polveri sottili. Procura, Forestale e Arpas lavorano per far luce su un sospetto inquinamento diffuso che, stando ai primi accertamenti, avrebbe già mostrato i suoi effetti dannosi. Patologie di fluorosi, una malattia che colpisce le ossa e l'apparato dentale, sono state riscontrate sugli ovini che pascolano in zona. E questo è il quadro contenuto nel provvedimento del GIP Cristina Ornano, che ha fatto scattare 7 misure cautelari nell'ambito dell'inchiesta sulla Fluorsid di Macchiareddu, condotta dagli uomini del nucleo investigativo provinciale di Cagliari della Forestale. Gli indagati dal PM Marco Cocco devono rispondere a vario titolo di disastro ambientale e associazione a delinquere. In carcere sono stati accompagnati Michele Lavagna, direttore dello stabilimento Fluorsid, Sandro Cossu, direttore del settore sicurezza ambientale della società, Alessio Farci, ingegnere, Armando Bollani, proprietario di una ditta appaltatrice, Simone Nonnis e Marcello Pizzalis, dipendenti di Bollani. Domiciliari invece per Giancarlo Leccis della Fluorsid, indagato a piede libero, e Fabrizio Caschili, direttore commerciale della società. L'inchiesta, che ruota attorno alla società del proprietario del Cagliari Calcio, Tommaso Giulini, estraneo ad ogni contestazione, era partita nel 2015 dopo la presentazione di alcuni esposti in procura ed è ancora in corso. Se le indagini della magistratura dovessero confermare ciò che abbiamo letto e sentito in queste ore, ci costituiremo parte civile. Mentre in carcere sono iniziati i primi interrogatori nei confronti degli indagati, il sindaco di Assemini Mario Pudu è pronto a difendere in tutti i modi la comunità dopo il caso Fluorsid, che ha portato all'emissione di 7 provvedimenti di custodia cautelare, 5 in carcere e 2 domiciliari, nei confronti di dirigenti dell'industria Macchiareddu e ditte d'appalto. Accuse durissime che vanno da associazione a delinquere a disastro ambientale, passando per quella di inquinamento. Il primo cittadino asseminese è fortemente preoccupato. In queste ultime ore mi sono arrivati tantissimi messaggi allarmati, oltre al mio primo messaggio di ieri, e tutti i cittadini sono preoccupati. Sindaco, che aria stiamo respirando, che acqua stiamo bevendo? E io non posso non farmi portavoce di queste reazioni. Sconvolto il proprietario della Fluorsid, Tommaso Giulini. Sono veramente allibito, perché ho 7 persone che per me sono come dei familiari, che in questo momento sono in carcere con normali criminali nella stessa cella. Speriamo che la giustizia faccia il suo corso. Pudu però non è sorpreso dai risvolti ambientali emersi con l'inchiesta decollata per un esposto presentato 3 anni fa da un allevatore. Che fosse compromessa? Sì, certo non mi aspettavo degli arresti. Soltanto un anno fa ci è stato chiesto dagli enti regionali se volevamo che ripartisse la lavorazione nella laveria. E noi abbiamo detto un no secco e abbiamo detto: per cortesia fate partire finalmente queste bonifiche. I risultati sono davanti agli occhi di tutti. Faccia a faccia col PM Marco Cocco durato oltre 7 ore. Nel carcere di Uta sono iniziati così ieri gli interrogatori delle 7 persone finite agli arresti nell'ambito dell'inchiesta sulla Fluorsid di Macchiareddu. Il primo ad aver scelto di rispondere alle decine di domande del GIP Cristina Ornano e del PM è stato Simone Nonnis, ex dipendente della ditta esterna Ineco che lavorava per l'azienda di Tommaso Giulini. Il difensore di Nonnis, l'avvocato Alberto Ippolito, ha inoltre chiesto la revoca delle misure cautelari in
carcere e già oggi si saprà se gli verranno concessi i domiciliari o meno. Prosegue intanto stamane davanti al magistrato titolare dell'indagine per disastro ambientale e associazione a delinquere l'interrogatorio dell'attuale capocantiere della ditta esterna Ineco, Marcello Pizzalis, difeso dall'avvocato Luigi Sanna, il quale ha già chiesto ieri i domiciliari per il suo assistito. Tra domani e martedì verranno sentiti tutti gli altri. Impossibile per ora prevedere quanti sceglieranno di parlare o di avvalersi della facoltà di non rispondere. Giancarlo Scano, vicepresidente del Consorzio Sant'Agilla, siete preoccupati per questa inchiesta sulla Fluorsid? Preoccupati sul fatto dell'inquinamento, vorremmo aspettare un po' l'inchiesta come procede e vedere con quale parte dello stagno è inquinato. Qua comunque ci sono i controlli ogni settimana da parte dell'ASL? I controlli ogni settimana dell'ASL, sia per il fatto delle acque, sia fatto per le cose, per le arselle. E fino adesso è andato tutto bene. Ascolti, vediamo anche il seguito e che va tutto bene. Ascolti, nel caso poi valuterete anche l'ipotesi, mi diceva di... Sì, aspettando come va avanti l'inchiesta, vediamo anche di procedere anche noi di metterci costituirvi parte civile. Costituirci parte civile anche noi. Va bene. Risvolti ambientali, sulla salute pubblica, tecnici e vertici della regione attorno a un tavolo stamattina a Villa Devoto. Si parla degli effetti Fluorsid. L'ha convocato il presidente Pigliaru. Al confronto partecipano gli istituti interessati, dallo zooprofilattico all'ARPAS e assessorati all'ambiente e industria. Insieme all'assessori competenti, fa sapere la regione, sono presenti appunto i soggetti interessati ad autorizzazioni e controlli in aree industriali, in particolare Macchiareddu e Sant'Agilla. La regione ribadisce che l'inchiesta portata avanti dal Corpo Forestale, che martedì scorso ha fatto scattare 7 arresti per associazione delinquere, inquinamento e disastro ambientale, è partita in seguito a una segnalazione fatta dal servizio veterinario dell'ASL. Un altro sito intanto, il quarto, nei prossimi giorni verrà messo sotto sequestro dal Corpo Forestale. Le indagini proseguono serrate, si potrebbero configurare anche nuove ipotesi di reato. I sigilli erano scattati in un'area di 3 ettari a Macchiareddu, con materiali stoccati all'aperto, in una seconda di 5 ettari alla periferia di Assemini, già sotto sequestro invece anche una cava a Monastir. Terminati gli interrogatori di garanzia, scattano ancora sigilli. Un'altra area è stata sottoposta a sequestro nell'ambito dell'inchiesta sulla Fluorsid di Macchiareddu. Gli agenti della Guardia Forestale, comandati dal commissario Fabrizio Madeddu, hanno sequestrato un terreno di circa 1 ettaro non distante dalla fabbrica finita nel mirino della procura per disastro ambientale e inquinamento. Si tratta della quarta presunta discarica abusiva che, stando alle indagini, sarebbe stata utilizzata per lo smaltimento di fanghi prodotti dagli scarti di lavorazione dello stabilimento. Un terreno, secondo indiscrezioni, individuato proprio grazie alle informazioni ottenute da GIP e PM dopo gli interrogatori di garanzia dei 2 operai della ditta Ineco, tra le 7 persone finite agli arresti, alle quali sono stati concessi i domiciliari. Il sospetto è che anche quest'area nel comune di Assemini sia stata occupata abusivamente, come la vecchia laveria di Terrasili e la cava di Monastir sequestrata sabato scorso. Quindi il 1° giugno del 2017 viene scarcerato prima Lavanga, poi 2 giorni dopo Giulini viene chiamato in procura perché è ritenuto persona interessata e a conoscenza dei fatti. 3 ore di interrogatorio, anche qui vi lascio il servizio, ve lo faccio vedere velocemente. 17 giorni dopo va in onda quest'altro servizio dove vengono messe sotto sequestro altre 9 aree e il 6 di luglio, quindi abbiamo fatto dal 20 giugno al 6 di luglio, va in onda un altro servizio in cui viene sequestrata un'altra area e in più vengono sequestrati anche dei documenti che sono i documenti di autoanalisi della Fluorsid. Quindi faccio vedere i servizi. Oltre 3 ore di faccia a faccia col PM titolare delle indagini sul presunto inquinamento ambientale a Macchiareddu. In procura è la volta di Tommaso Giulini. Il proprietario della fabbrica Fluorsid è stato convocato per essere sentito come persona informata sui fatti. Il presidente del Cagliari Calcio, Giulini, non è indagato. È arrivato al terzo piano del tribunale alle 10:30 e dopo le 14 è uscito dall'ufficio del magistrato inquirente in cui si è tenuto l'interrogatorio in un clima di massima serenità. Oltre al PM Marco Cocco, hanno preso parte al faccia a faccia anche gli uomini del nucleo investigativo provinciale della Guardia Forestale che indagano sul sospetto inquinamento in alcune aree di Assemini vicine allo stabilimento. Sono stato convocato e penso di aver risposto a tutte le domande con la massima soddisfazione per il pubblico ministero, ha spiegato il patron rossoblù.
Sorridente Giulini ha risposto alle battute e alle domande dei cronisti. Scherzando sull'ipotesi di un ritorno al Cagliari di Claudio Ranieri, il presidente della società calcistica ha assicurato che Rastelli resterà. Il sospetto inquinamento fa scattare ancora sigilli. 9 aree per complessivi 20 ettari di terreno sono state sequestrate dagli uomini del nucleo investigativo della Guardia Forestale. Si tratta di terreni nella zona di Macchiareddu, tra i comuni di Cagliari e Assemini, in cui, secondo gli inquirenti, sarebbero stati depositati scarti di lavorazione della Fluorsid. Terreni sotto il controllo del CACIP, utilizzati come discariche e da oggi all'attenzione degli investigatori coordinati dal commissario Fabrizio Madeddu. Fondamentali per l'individuazione di altri siti sospetti per quanto riguarda la presenza di sostanze inquinanti sono stati gli interrogatori di garanzia. Alcuni dei 7 indagati, finiti agli arresti con l'accusa di disastro ambientale e associazione a delinquere, hanno fornito dettagliate indicazioni al pubblico ministero Marco Cocco, ricostruzioni che hanno permesso loro di ottenere i domiciliari, ma anche di dare nuovo impulso alle indagini. Arriveranno invece a cavallo tra fine giugno e i primi di luglio gli esiti delle indagini dell'ARPAS, l'Agenzia regionale per la protezione all'ambiente, che ha disposto un monitoraggio straordinario su suolo, aria e acque per verificare l'eventuale presenza e consistenza di sostanze nocive. 2 ettari lungo la strada dorsale consortile in cui sarebbero stati sversati materiali inquinanti derivati dalle lavorazioni della fabbrica. E questa l'area non distante dalla Fluorsid di proprietà del CACIP, sulla quale sono scattati nuovi sigilli. Un altro sequestro è stato eseguito dagli uomini del nucleo investigativo della Guardia Forestale nell'ambito dell'inchiesta sulla ditta di Macchiareddu, l'indagine per disastro ambientale, associazione a delinquere e inquinamento coordinata dal PM Marco Cocco. Gli investigatori al comando del commissario Fabrizio Madeddu hanno inoltre sequestrato una mole di documenti in alcuni laboratori chimici privati. In particolare si tratta degli esiti delle analisi di autocontrollo commissionate dall'azienda del presidente del Cagliari Calcio Tommaso Giulini, che non è indagato. Una giornata movimentata nello stabilimento e tuttora in corso un'ispezione da parte dell'ISPRA, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, non un blitz ma una verifica programmata in merito alle autorizzazioni ambientali e alla quale stanno assistendo anche gli uomini che indagano su delega della Procura. L'esito dei monitoraggi effettuati dall'ARPAS nello stagno di Sant'Agilla all'indomani del caso Fluorsid e del rischio di disastro ambientale paventato dall'indagine della magistratura pare confortante. I risultati del tavolo tecnico Fluorsid promosso dalla Regione sono stati analizzati a Villa Devoto nel corso di una riunione presenti anche i sindaci dei comuni interessati ed è stato il direttore di ARPAS Sardegna a evidenziare come dall'analisi di acque di transizione, sotterranee e sedimenti non hanno evidenziato peggioramenti o scostamenti rispetto a quelli che erano i dati storici. Nessuna situazione preoccupante, insomma, ma per un quadro più compiuto della situazione ambientale nella vasta area attorno allo stabilimento di Macchiareddu bisognerà attendere le indagini specifiche che dovranno riguardare le discariche poste sotto sequestro, ora escluse dal monitoraggio. Anche sul fronte della concentrazione di polveri sottili non si sarebbero superati i limiti di legge più delle 35 volte che fanno scattare l'allarme. In definitiva sembrerebbe ingiustificata la preoccupazione specie dei pescatori che operano nella laguna. La qualità dell'acqua di Sant'Agilla è in linea con i valori precedenti, se non addirittura in leggerissimo miglioramento. Ma qualche riserva e perplessità è stata manifestata dai sindaci. Per quanto riguarda la laguna di Sant'Agilla pare che siano confortanti. Per quanto riguarda invece i siti di Terrasili e Suvillari nessun dato ci è stato dato, quindi per niente confortanti. Anche lì abbiamo coltivatori, allevatori e anche dei residenti. 2 settimane dopo arrivano le analisi della laguna fatte dall'ARPAS sulle acque di Sant'Agilla, che fortunatamente tranquillizzano perché i livelli sono comunque accettabili. Il 27 di aprile del 2018 in poi siamo già passato 6-7 mesi, 7-9 mesi sono passati. 3 dirigenti dell'ARPAS vengono convocati dalla procura perché praticamente gli è stato contestato il fatto che abbiano ritardato o omesso delle analisi che configuravano il superamento dei limiti nelle emissioni sia in acqua sia in aria di inquinanti, sostanze inquinanti. La situazione poi si concluderà con 11 patteggiamenti da parte degli indagati
e la Fluorsid si dichiarerà estranea ai fatti. Perché si dichiarerà estranea ai fatti? Perché da quanto ho capito lo sversamento di determinate sostanze nocive, dubito che la Fluorsid o comunque i capi alti della Fluorsid non ne fossero a conoscenza, perché mi sembra strano, però pare che siano stati messi in atto da una ditta che lavorava per conto della Fluorsid, una ditta esterna che lavorava per conto della Fluorsid. Il patteggiamento però si chiude con la promessa di Giulini o comunque della Fluorsid di investire 22 milioni di euro per la bonifica di tutte le zone contaminate di Macchiareddu, di Sant'Agilla e di tutta la zona circostante sino ad Assemini. Al 2024 però queste bonifiche non sono mai partite, non sono mai avvenute, non è partito nessun tipo di cantiere per la bonifica. Oltre a questo poi c'è anche, allora, a parte un documentario molto bello che io ho beccato una botta di culo tremenda perché l'ho ricercato adesso per fare il video e non l'ho più trovato, era su YouTube, penso in modo abbastanza illegale perché non l'ho ritrovato e mi risulta tra i video rimossi, un docufilm che è stato fatto per Life After Oil, per conto di Life After Oil, che si occupa di docufilm e film che hanno come obiettivo la sensibilizzazione e l'inchiesta, diciamo, su i danni prodotti dall'industria. Il docufilm Chemical Bros, che io sono riuscito a vedere per pura botta di culo su YouTube a gratis, che lo so che non si dovrebbe fare, però ragazzi, qui i soldi scarseggiano. Questo documentario ha portato alla luce diverse criticità relative all'industria del fluoro, ma non solo nella zona di Macchiareddu Assemini, ma anche nel Vicentino e in Regno Unito, se non sbaglio, in Inghilterra penso, dove ci sono dei giacimenti e delle zone minerarie, delle zone estrattive di fluorite e di tutte le sostanze che servono alla produzione di derivati del fluoro e produzione di laminati di alluminio. Allora te la dico bene. Davano 4.000 lire il sabato, chi andava il sabato, solo nel momento che scendevi nel pozzo. E poi se riuscivi a fare ti davano anche due giornate se riuscivi. Più sfruttamento di così non poteva essere. Le ho detto, guai a te se mi parli di video, perché i video non possono esistere. Guai a chi faccia video filmati all'interno della fabbrica, perché questo è un reato. A processing mine. This is processing mill. It's what they call Cavendish Mill, Floorside Cavendish Mill, Floorspar. 16 maggio 2017 la Sardegna si sveglia con una notizia: la Fluorsid, la società del presidente del Cagliari Tommaso Giulini, è travolta da uno scandalo ambientale. Pare che la regione e anche l'Istituto Zooprofilattico molto spesso hanno girato la faccia dall'altra parte, non so se mi capisce. E io non gli devo dire niente, non è che, non sta di sicuro ascoltando quelle che sono le problematiche che ha causato lui direttamente o indirettamente alla mia azienda. Lui chi? Lui Giulini, stiamo parlando di Giulini, la Fluorsid è la sua, non è la mia. Che pensi al suo Cagliari? Mi è venuta la curiosità di verificare il contenuto di fluoro nella birra Ichnusa.
La prima sostanza perfluoralchilica nasce all'interno del progetto Manhattan, il progetto appunto per la costruzione della bomba atomica in America. Ed è una sostanza che fu utilizzata per i rivestimenti delle centrifughe che dovevano produrre appunto l'uranio arricchito per l'alimentazione della bomba. In questo fiume vengono immessi le acque reflue di 5 depuratori della zona più industrializzata del Vicentino. C'è un tracciante, questo acido fluoridrico lo ritroviamo come tracciante di persone che sono modeste, povere e che subiscono, magari non sapendo che quello che c'è dietro è molto peggiore dell'acido fluoridrico. Perché se questi ci piazziamo là un mese davanti a queste... Dicevo, ma i carabinieri dove sono? Perché non mi portano in prigione? Perché se vado in prigione io, vanno in prigione anche quei figli di puttana lì, vero? Voglio vedere una volta che sono dentro in prigione e in cella insieme, per favore, insieme. Perché dobbiamo parlare giorni e giorni io e quelle persone lì. Oltre a questo c'è anche la situazione birra icnusa, perché nel 2022, proprio a seguito della pubblicazione del docufilm Chemical Bros, ci fu una, venne posta una questione, cioè una persona ebbe la brillante idea di verificare e far analizzare il contenuto di queste determinate sostanze all'interno della birra icnusa. Perché? Perché praticamente la falda acquifera da cui prende l'acqua la birra icnusa è la stessa che passa sotto la Fluorsid, essendo comunque i due stabilimenti praticamente a 250 metri, 500 metri, sono vicini comunque. Il problema è che di questa cosa ne ha parlato anche Breaking Italy, e mi sono guardato anche il suo, vi lascio il link giù in descrizione per andarvi a vedere quello di cui ha parlato Breaking Italy. Il punto è che hanno fatto le analisi sulla birra direttamente, e le analisi fatte sulla birra direttamente, come riportano, mi ricordo qualcuno, potrebbero essere, i risultati potrebbero essere falsati dalle sostanze presenti nella birra. Infatti le analisi andrebbero fatte direttamente sulla falda acquifera, e a quanto poi mi sembra di aver capito, a quanto riportato poi dalle analisi fatte direttamente sulla falda acquifera, i livelli pare siano entro la norma e che non ci sia contaminazione dell'acqua, quindi a chi beve birra può stare tranquillo. E niente, poi per quanto riguarda le analisi della birra, delle acque utilizzate per la produzione della birra, esaminando tutti i parametri, inclusi i fluoruri, le tracce di fluoruri rilevate sono sempre state minime, in media 8 volte inferiori ai limiti di sicurezza e 5 volte inferiori ai valori medi di fluoro nelle acque italiane, stimati dall'Istituto Superiore di Sanità. Questo è il comunicato dell'azienda a seguito di questa questione che è stata posta sulla birra icnusa. Quindi la birra icnusa ovviamente aveva fatto rumore comunque la probabile presenza di sostanze inquinanti nell'acqua, ma ci sono comunque i dati, ci sono le analisi fatte dagli organi competenti che fortunatamente penso siano state verificate, non è che siano state fatte, ok, fatevelo voi così poi mettete la cifra che vi fa più comodo, i livelli che vi fanno più comodo. No, sono state fatte da una ditta esterna che hanno confermato che le acque utilizzate dal birrificio Icnusa di Assemini sono entro i limiti, ampiamente entro i limiti, sono acque comunque pulite. E quindi questo circa è quanto è successo nella questione Fluorsid Sardegna. Per quanto riguarda il
fulcro di quello che mi è stato chiesto, se ci fossero delle correlazioni, cioè nel senso che Giulini magari ha investito sul Cagliari per magari tenere buona la tifoseria. In realtà c'è un picco di investimenti sul Cagliari, quello è vero, c'è, perché si possono notare, me li sono segnati proprio per quello, perché la spesa di... Allora, ripercorriamo un attimo sia le questioni del Fluorsid, sia la campagna acquisti del Cagliari, un attimino. Così lo vediamo insieme, perché vorrei sapere anche la vostra opinione poi su questo. Non è che la mia opinione è assoluta, anzi, siamo ben lontani dall'essere assoluta la mia opinione. Quindi 2016-2017, diciamo che è quando parte l'inchiesta, e noi non sappiamo se la Fluorsid fosse a conoscenza della partenza dell'inchiesta. Quindi per il campionato 2016-2017 ovviamente la campagna acquisti viene fatta nell'estate del 2016. Estate del 2016 arrivano Isla, Padoin, Borriello e Bruno Alves, però con una spesa di soli 9 milioni. Arrivano nomi comunque importanti, ma diciamo che l'arrivo dei nomi è importante, ma insomma 2017-2018, quindi esattamente nell'estate in cui scoppia questo caso, arrivano Pavoletti, Romagna e Cigarini per un totale, solo questi 3 giocatori, per 20 milioni, che erano comunque dei giocatori di buon livello, ma non sicuramente giocatori altisonanti come potevano essere quelli arrivati al Leverkusen. L'anno successivo, quindi 2018-2019, quindi stiamo parlando dell'estate del 2018, quindi siamo esattamente quando Giulini viene sentito in procura e vengono messe sotto sequestro altre 9 aree più i documenti di autoanalisi, perché questo avviene al 6 luglio del 2017. Qui è quando arrivano Pavoletti, Romagna e Cigarini, al 2017. Al 2018 invece, ad aprile, è quando vengono, diciamo, sgamati i 3 dell'Arpas, i 3 dirigenti dell'Arpas che non si presentano per i ritardi e le omissioni delle analisi del superamento dei limiti delle emissioni della Fluorsid acqua-aria. E in questo frangente 2018 arrivano Castro, Clavan e Serna per 7 milioni e mezzo, niente di esagerato. Poi il 2019-2020 a luglio si finisce la questione perché gli 11 patteggiamenti, la Fluorsid si dichiara estranea ai fatti ma si prende carico della bonifica dei territori. Anno che però coincide anche col centenario del Cagliari, in cui Giulini ha detto dal giorno in cui ha preso il Cagliari che per il centenario puntava addirittura ad avere il nuovo stadio, cosa che ovviamente non è riuscito a fare, però a ottenere dei risultati, a costruire una squadra competitiva. Beh, effettivamente è quello che ha fatto, perché ha preso Cacciatore e Nandez, il prestito di Rog, ha preso Gaston Pereiro a gennaio, ha riscattato Cerri per 9 milioni, ma quello lo lasciamo da parte perché era un gioco di plusvalenze con la Juventus, con la Farean dietro, lasciamo perdere. Però il prestito di Giovanni Simeone, il prestito di Nengolan, ha speso 30 milioni per il centenario, anche perché non so se ha speso in prospettiva, non sapendo che come sarebbe andata al 25 luglio i patteggiamenti. Quindi ci potrebbe essere questa, diciamo, tentativo di offuscamento della sentenza. Non lo sappiamo questo. Però diciamo che magari in forma minore potrebbe aver, diciamo, tentato un po' di dividere almeno la popolazione, almeno prendere quella fetta di tifoseria del Cagliari per, diciamo, un po' tenerla più buona, per essere più indulgente nei suoi confronti. Il punto è che poi, vabbè, l'anno successivo comunque continua a spendere altri 30 milioni, 2020-2021, nonostante la situazione sia finita, spende altri 30 milioni per riscattare Rog, Simeone e Godin. Vabbè, Godin arriva a parametro zero, però per riscattare Rog e Simeone spende altri 30 milioni. Quindi io non mi sento di dire che Giulini abbia fatto come la Bayer. Fluorsid Bayer mi sembra no. Che abbiano agito nello stesso modo di tentare di, diciamo,
ammainare l'opinione pubblica attraverso il calciomercato e la passione per il calcio, però forse qualche movimento di mercato e qualche nome che è arrivato, che poi tra l'altro alla fine magari a Cagliari neanche ha reso, pensa Godin, Caceres, cioè ce ne sono stati giocatori che poi a Cagliari arrivati con tutto il lustro della cronaca, però poi non hanno reso come avrebbero dovuto, quindi il tentativo però secondo me, quei giocatori sono arrivati a Cagliari proprio per avere, diciamo, un piccolo salvagente a livello di opinione pubblica. Quindi diciamo che in piccola parte si potrebbe dire. Quindi se voi mi dovete dare qualcosa, cioè, io tutti quelli che criticano il presidente Giulino, se volete criticarlo, criticatelo per il fatto che non ha ancora avviato nessuna bonifica sui territori che sono stati inquinati dalle sostanze di scarto della Fluorsi. Perché finché parliamo di calcio è quello che sta facendo a livello calcistico, può piacere, può non piacere, intanto ci butta i soldi, quello sicuramente, poi ci sono tutte le cose a livello di gestionale, che i soldi magari vengono investiti male, o che magari il progetto poi non rende, o che magari, che ne so, va male il progetto, perché può anche andare al mare il progetto, non è che può andare sempre bene. E ci sono anche le altre squadre che fanno il loro, non è che il Cagliari... È un altro discorso questo, lo vediamo in un'altra puntata, in un altro video, perché altrimenti poi divago. Però se volete rompere i coglioni, diciamo, tra virgolette, a Giulini, non rompetegli i coglioni per il Cagliari, che è uno sport, è calcio, tutto quello che vuoi, la passione di un'isola intera, quello che vuoi. Però la salute delle persone, di tutto quello che c'è attorno a quella fabbrica, che darà sicuramente lavoro a un sacco di persone, porterà ricchezza, tutto quello che volete, ma farlo a carico sulle spalle della gente che vive lì intorno o chi ha allevamenti in quella zona e non occuparsi, cioè deturpare poi un bene pubblico che ha un'importanza a livello internazionale, da quello che ho letto, che sono i territori di Sant'Agilla. Cioè, se 20 milioni, se quei 22 milioni, piuttosto che spenderli in una campagna acquisti, io preferisco che li butti lì, Giulini. Quindi prima di chiedere a Giulini di cacciare altri soldi per il Cagliari, chiedetegli di cacciare quei 22 milioni per fare la bonifica. Perché finché parliamo di calcio, poi però quando bisogna parlare di cose serie, parliamo di cose serie. Quei 22 milioni, se li deve togliere dalla campagna acquisti del Cagliari per investirli, parliamo di soldi di Giulini, cioè parliamo di soldi di Giulini, non stiamo parlando di soldi del Cagliari Calcio fatti col Cagliari Calcio. Si parla di soldi fatti dalla Fluorsid, perché è un casino che ha fatto la Fluorsid, soldi che ha fatto la Fluorsid che non entrano nel circuito del Cagliari Calcio, ma che vanno a finire in questa bonifica. Preferisco che il Cagliari faccia una campagna acquisti di merda, scenda in Serie B, ma che lì iniziano le bonifiche e che vengano fatte. Poi del resto non me ne frega niente. Il Cagliari dalla Serie B in 1 o 2 anni ci può risalire senza che muoia nessuno. Lì, se non vengono bonificate le cose, il rischio che muoia qualcuno c'è. Quindi mettiamo sulla bilancia le cose, e se vogliamo rompere i coglioni al presidente Giulini, mettiamogli pressione per questo, non per comprarmi Tizio, Caio, Sempronio, ok? Quindi questa è la mia opinione, fatemi sapere nei commenti la vostra. Niente, spero che... ovviamente poi andate a vedervi voi le cose, perché io vi dico quello che ho capito. E adesso vi dico anche le fonti. Le mie fonti sono state gli articoli dell'Unione Sarda, che sono stati pubblicati ovviamente, perché molti, come i servizi che avete visto, li ho recuperati da lì. Poi c'è stato un articolo del gruppo di intervento giuridico che si occupano di comunque protezione ambientale. In più il documentario, ovviamente, Chemical Bros, quello che mi ricordo ovviamente perché l'ho visto circa un mesetto e mezzo fa, mi aveva colpito molto, ma era un documentario di 1 ora e passa, 1 ora e mezza anche, quindi ricordarmi tutto è impossibile. E
Mi sa basta. Un articolo del Sardinian Post. Niente, per il resto sono gli articoli dell'Unione Sarda. Quindi questo è quanto. Questo è da dove ho preso le fonti. Più ovviamente il servizio di Break in Italy. Quindi questo è quanto. Scrivetemi nei commenti cosa ne pensate e qual è la vostra conclusione, le vostre conclusioni quali sono. Quindi niente, ci vediamo al prossimo video, buona pausa nazionale, ciao!